E cosa ci prepariamo di buono oggi? Oggi ci prepariamo un dolce bello, fresco, estivo, proprio per l'inizio di questa primavera. Un bel dolce con la frutta, che dite? Lo prepariamo insieme? Andiamo, andiamo, andiamo! Uova e zucchero e lavoriamo. Aggiungo latte e olio, farina 00 e lievito per dolci. Iniziamo ad accendere il forno 180 gradi statico. Prendiamo uno stampo, io uso questo qua in silicone, uno stampo furbo, ma potete prendere anche uno stampo normale. Questo qua misura 26 o 28, va bene sia 26 che 28. Ecco qua, io in forno e torno subito, ma voi non vi muovete che torno subito. Ci prepariamo la crema, latte, tuorlo, zucchero, io metto tutto insieme e faccio cuocere. Aggiungo l'amido di mais, aggiungo vaniglia, vanillina, quello che preferite. Io aggiungo la vaniglia bourbon e un pizzico di sale. Oggi vado un po' di fretta, si vede. Mescoliamo tutto bene bene e facciamo cuocere. Eccola pronta. Questa qua ci mettiamo la pellicola così e la lasciamo raffreddare. Io la lascio raffreddare prima un po' fuori dal frigo e poi la metto in frigo. Eccola pronta, è stata 15-18 minuti precisa. Una volta che è raffreddata la base e la crema io l'ho passata un po' col frullatore. Tagliamo le fragole o qualsiasi tipo di frutta, quello che a voi piace, e decoriamo a piacere. Nella crema ho dimenticato di mettere la buccia di limone, non mi è attaccato, sono un essere umano, l'ho dimenticato. Quindi una buccia di limone anche nella crema. Eccola pronta, se la consumate in giornata la potete lasciare così, oppure c'è la gelatina in spray che al momento ho preparato una bustina di gelatina, questa qua per le torte con la frutta, e ce la mettiamo sopra. Anche se questa qua è un dolce che io l'ho fatto oggi e per stasera finisce, cioè è una torta bella, fresca, proprio di questi tempi. Che poi si può fare con qualsiasi frutta, non è che perché ci sono le fragole adesso si fa con le fragole, no. Provatela!